Comunque ben trovati. Si vede una cravatta che è la versione estesa, no dalla tua cravatta. Okay. No, ce l'aveva anche oggi. È uguale. E sono qui da stamattina alle 6, quindi non ho avuto possibilità di fare grandi cambiamenti. Tu venivi e io andavo a dormire. Esattamente. Bene, allora, buonasera, riprendiamo. Non è lunedì, ma è giovedì, si è giocato ieri, allora come sempre noi arriviamo dopo la partita del Catania, che ieri è stata l'ultima della stagione perché per una serie di combinazioni, di risultati, di differenze reti, il Catania non potrà più accedere alle semifinali di questa pool scudetto. Ringraziamo il signor De Palma di Molfetta per questo regalino. Diciamo che quello sicuramente ci ha messo del Lo suo, ringraziamo. ci ha messo tanto del suo, però si poteva fare qualcosina in più anche ieri, perché se Catania ha sofferto ieri, attenzione, ha sofferto molto nel primo tempo, nella parte iniziale della ripresa, però poi quando il Brindisi in qualche modo ha mollato, ha avuto le occasioni per fare qualche gol in più. Non ho ancora salutato gli ospiti. Alessandro si è fatto già sentire, buonasera. Alessandro. Anche noi con la storia cravatta ci siamo sentiti anche noi. No, ci manca soltanto due con lui. e due senza. Esatto. E salutiamo anche Alessandro Settineri. Buonasera a voi. Allora, noi stiamo parlando, abbiamo già iniziato a parlare della partita di ieri, abbiamo parlato già della partita della settimana scorsa, quella di domenica. Vediamo la partita di ieri e devo dire che il Catania è rimasto, questo lasciatemelo dire, vivo, perché tra i pali ieri c'era un Santa Claus, così l'hanno definito da casa i nostri amici telespettatori, Klaus Beters, che ha fatto davvero anche l'impossibile. Poi certamente si è dovuto fermare quando il giocatore del Brindisi ha colpito a colpo praticamente sicuro dal dischetto di rigore in movimento, una cosa di questo genere. Vediamo il film della partita di ieri. È stata una partita intensa, giocata a viso aperto, soprattutto nell'ultima parte, nell'ultimo segmento. Diciamo che nel primo tempo e parte anche della ripresa il Catania l'ha un pochettino sofferta, perché mai viste così tante occasioni concesse a una squadra avversaria in questa stagione dalla Catania. Però dobbiamo anche dire, mai viste tante parate di Beters e conseguenziali, perché ieri arrivavano pochi palloni dalle sue parti, però ieri che abbiamo conosciuto per la prima volta ieri, uno che è bravo nella fase difensiva come Alessandro Settineri. No, però dobbiamo dirla tutta, voglio dire, Catania ieri ha giocato con una difesa assolutamente inventata, assolutamente ricostruita, con Rizzo centrale, Castellini che è sì il suo ruolo, però non è, diciamo, il giocatore di grandissima esperienza che può dettare i tempi ad un giocatore che non è poi di ruolo, non è il capitano della difesa, mettiamola così, come è stato Lorenzini. Credo che l'abbia cercato Rizzo comunque. No, vi stavo ascoltando. Le nostre sono delle considerazioni. Siamo sicuri che la scelta di Rizzo centrale fosse l'unica e la migliore? Beh, io sinceramente qualche perplessità a riguardo, ma non per Rizzo, perché è un ragazzo che ha dimostrato un attaccamento alla maglia, un'abnegazione assoluta durante tutto il campionato, però oggettivamente messo lì si poteva fare qualcosa di diverso, ma poteva giocare a Rapisarda, poteva giocare spostavi Boccia a destra e mettevi Pedicone a sinistra, poteva giocare Pedicone di ruolo, questi però evidentemente poi chi ha il polso della situazione certamente non siamo noi. Angelo. Non lo so, dal vivo Alessandro, ne abbiamo parlato già la settimana precedente, la vigilia di Brindisi. Ne abbiamo parlato alla vigilia di Brindisi, è stata una delle situazioni tattiche che ci ha persuaso di meno nella gestione, nell'ultima gestione, tant'è vero che poi comunque il tecnico del Catania ha un po' tirato le orecchie alla fine di questa lunga e splendida carriera che ha avuto col Catania, sulle critiche che gli erano arrivate. Ne abbiamo parlato alla vigilia della partita col Brindisi, perché c'era stata l'avvisaglia della squadra della partita contro il Sorrento, e anche lì la scelta di far arretrare in quella posizione Rizzo, che è una posizione delicatissima tra l'altro, giocatore che in quella settimana poi non aveva avuto il tempo di poter seguire tutto il percorso degli allenamenti, era impredicato forse di non giocare forse neanche la partita o per intero la partita, averlo condotto sulla fase difensiva è stato ovviamente una scelta, ma anche noi a bocce ferme avevamo pensato che le alternative ci potessero essere. Anche perché, correggimi se sbaglio, tu che ovviamente eri lì e dal vivo determinate sfumature si colgono, attraverso il video ovviamente no,
la sensazione è che Danucci abbia detto a Danna accentrati e gioca la palla alle spalle del difensore centrale, perché abbiamo giocatori veloci che riescono a superarli sul passo è stata l'idea di fondo della preparazione tattica di questa partita. Diciamo pure che Danna ha preparato la partita non con i migliori, Danucci ha preparato la partita non con i migliori che aveva a disposizione, ha dato un po' di riposo a parte. Aveva giocato un paio di giorni prima una partita di fuoco con la Cavese a Vibo Valencia, partita che è stata anche sospesa per qualche minuto. La percezione che abbiamo avuto proprio per essere stati sul campo e anche nei minuti precedenti all'inizio della partita, anzi nelle ore precedenti all'inizio della partita, è che ieri a Brindisi tutto sommato questa pool scudetto veramente non interessasse a nessuno, era più interessante, sì, ci siamo arrivati, ed è non dico strano, e qui si comprende come gli stati d'animo nella preparazione di questa parte del post campionato fossero diversi per il Catania, che le voleva vincere tutte, e per una Brindisi che aveva... Però ti interrompo per dire una cosa che abbiamo già detto più volte: è chiaro che una squadra che ha vinto il campionato a marzo, il 19 di marzo, non può arrivare a giocare il 18 di maggio con la stessa intensità, con la stessa concentrazione. Prima di dare la parola a Alessandro. Sì, adesso gliela diamo la parola, però è una squadra che ormai la sua missione, permettetemi, l'ha già fatta abbondantemente, e allora magari la soluzione sarebbe stata, permettetemi questa osservazione, di fare giocare in questa pool scudetto i giocatori che non avevano giocato la parte di campionato, quella oppure ancora fai giocare i meno utilizzati dal 19 marzo in poi, per consentire ai titolarissimi di arrivare alla pool scudetto e di caricarsi in maniera diversa, in maniera Alessandro, più brillante. Cioè, non ti vogliamo mettere in difficoltà. No, ma ormai, tra l'altro, scusami Alessandro, per toglierti quel filo di imbarazzo che da allenatore puoi avere nell'affrontare un argomento del genere, tutto quello che stiamo raccontando nell'arco di questa partita, tra l'altro che è stata vinta o in quella precedente, non toglie il merito al tuo collega Ferraro, che ha compiuto un autentico miracolo, non dico miracolo per come si è compiuto un poi capolavoro. Esatto, anche perché insomma il Catania aveva una rosa probabilmente, anzi sicuramente, tra le squadre che hanno vinto poi i rispettivi gironi non era proprio l'ultima arrivata. Il percorso di Ferraro è invidiabile, nessuno può muovere alcun tipo di ombra su quello che è stato un percorso netto che lui stesso ha ricordato. Ovviamente la gestione di una parte del campionato e la gestione, o meglio, della parte finale di questo campionato, dove Ferraro ha dovuto rincorrere i vari record che di volta in volta ingolosivano la piazza, tra l'altro, e potevano essere uno sprone importante per i giocatori. Il calcio non è una scienza esatta, non esiste la formula per cui se gioca uno ottengo questo risultato, era un ping pong prima della parola Alessandro. Facciamo parlare Alessandro Settinelli. No, io faccio un sunto di tutto quello che avete detto, cioè nel senso, allora, giuste le vostre magari affermazioni, però credo che di base intanto abbiamo un allenatore che ha coscienza del gruppo quotidianamente. Io credo che la motivazione sia stata la prima ragione per cui il Catania magari in questa pool non è stata così pimpante. Esatto, perché il Sorrento quando è venuto a Catania, io ho visto la partita allo stadio, è una squadra che aveva vinto all'ultima giornata del campionato dopo una lunghissima rincorsa e con un finale esaltante. A sorpresa, perché ormai quasi sicuramente si pensava che lo vincesse la Paganese. Dall'altra parte abbiamo il Brindisi, come diceva prima Angelo, fino a 3 giorni prima aveva un'adrenalina che ancora probabilmente deve smaltire, per cui è in palla, nel senso che mentalmente ancora è voglioso, acceso, ecco, è uno stato di on. Credo che il Catania sia uno stato fisiologico di off, perché
e come dicevate prima ha battuto tutti i record, ha riempito gli stadi, Ha fatto una marcia trionfale fino alla fine. Quindi non dobbiamo levare meriti non solo all'allenatore, credo al gruppo e alla società. Però dall'altra parte credo che ci sia anche un aspetto tecnico, che il Catania nel nostro girone abbia trovato realmente, non abbia mai trovato una reale antagonista. Poca resistenza, no, pochissima, con molta franchezza, perché si è visto che da quando ha vinto il campionato anche l'intensità delle partite probabilmente erano diverse. E invece in una pool scudetto, soprattutto se trovi due squadre in questo momento ancora piene di energia, perché dovute alla vittoria da breve prima, 2 giorni esatto, sicuramente questa è quella bilancia. Ultima cosa che avete detto, la gestione dei calciatori. Il Catania comunque rappresenta una città e credo che fare una turnazione completa per nessun allenatore, neanche nella partita più semplice, sia una cosa realizzabile e fattibile. Probabilmente ha cercato di mantenere equilibri, gestendo al meglio chi ha giocato meno, chi ha giocato più nell'arco delle due partite, riuscendo a farlo nel miglior modo possibile, perché non puoi cambiare 11 undicesimi per far sì che tutti abbiano il contentino. Credo che non sia il massimo anche nella gestione di un gruppo. E così ieri, il Catania. Ieri il Brindisi è partito con 6 undicesimi. 6 undicesimi, non 11. Sì, no, probabilmente hai 5 titolarissimi, hai fatto una turnazione dei ragazzini, non ho visto appieno tutte le formazioni del Brindisi, ma ci sta. Il Catania ha una rosa talmente ampia che anche nella turnazione lo devi saper fare e gestire in 2 partite. A mio avviso può essere che la gestione sia stata diversa. Allora ci fermiamo qualche momento e poi attiviamo un collegamento esterno. Vi aspetto e vi aspettiamo fra pochissimo. Eccoci, le chiacchiere continuano anche durante la pubblicità. Salutiamo e diamo la buona serata a Guido Angelozzi. Guido, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Direttore, buonasera. Ben trovato, Io grazie. vi vedo. Grazie. Buonasera, direttore. Si ricorda la frase, ti ricordi la frase che insomma... Va bene così, l'ho girato, io vi vedo. L'hai girato, ma... Però non ti vediamo noi in questo momento. Devi proprio girare la telecamera. All'inizio ti abbiamo visto, però adesso non ti vediamo devi più. Devi proprio girare la camera, devi ruotare il senso... È la telecamera probabilmente quella interna che devi riattivare, Guido. Stiamo vedendo magari... la tua cassaforte e con i gioielli, con la combinazione. Magari... Facciamo una cosa, richiamiamo Guido Angelozzi, ecco, perfetto, così... ci sta provando. No, evidentemente ci sarà stato qualche disguido di carattere tecnico, però... Lui, i bottoni che conosce sono quelli del calcio, quelli dei giocatori. Sento soltanto l'audio in questo momento e non vedo il video. Vediamo sempre al contrario, quindi cioè, vediamo l'immagine esterna e non vediamo te. Magari adesso parla con la regia, ti diranno cosa fare. Nel frattempo torniamo di nuovo a chiacchierare di... No, perché Alessandro conosce benissimo il risultato, Alessandro Settineri, certo, non soltanto Alessandro Vagliasini, perché lui ha oggi è un doppione, Angelo, Alessandro. Ci hanno messo alternati proprio per evitare, che facessimo scopa, uno vicino all'altro. Ma lui conosce bene il campionato, ha allenato il Ragusa e in quel periodo, parlavamo prima di fase difensiva, fu uno che riuscì in quel momento, correggimi se sbaglio, ad avere una delle difese più imperforate del campionato di Serie C, forse Serie C, Serie D. Serie D. Abbiamo fatto, uno dei miei collaboratori ha fatto una statistica in quel momento. Pensavo che fosse quasi d'Italia, no. Solo credo il Vado del Girone A aveva subito
credo un gol come noi in quel momento. Quindi, E fu un'avventura che durò quanto? no, è durata 10... 3 mesi circa, Esatto. e poi nelle ultime 3 partite ho deciso di andare via. Quindi uomo di campo che conosce la situazione. E parlavamo ieri, proprio per rispondere invece a Alessandro Vagliasini, che la percezione che abbiamo avuto è che ieri a Brindisi, francamente, di questo assolutamente, gli interessava ovviamente avere i 4.000 allo stadio, poter festeggiare, ovviamente per loro era quello l'elemento importante, festeggiare la vittoria di un campionato che il Catania aveva festeggiato del Brindisi inaspettato, soprattutto in quel girone, perché la Cavese a un certo punto ha avuto 7-8 punti di vantaggio a non tantissime giornate alla soltanto fine. che poi hanno inanellato una serie di vittorie. Poi ci sono lo scontro diretto, esatto. che ha vinto Hanno il perso la Brindisi. prima volta lo scontro diretto, E cioè poi la Cavese, e poi si sono ritrovati allo spareggio. Percorso quasi netto, con pochissime sconfitte, anzi l'ultima sconfitta risaliva al mese di febbraio di quest'anno, soltanto un pareggio, tutto il resto è stato invece un comparto di vittorie, e quindi la vittoria del campionato era fondamentale. Che gli raccontavi a quelli della Puscudetto? Il Catania che l'aveva vinto a marzo, Ancora peggio. probabilmente invece Passiamo dalla D alla A, perché c'è Guido esatto, Angelozzi. abbiamo Guido Angelozzi. Dovremmo iniziare col fare i complimenti al direttore, secondo me, perché è abituato a vincerne tanti di questi campionati. Bentornato Guido. Buonasera ragazzi, buonasera. Guido, qualche mese fa, durante Corner, ti dissi: Catania e Frosinone in questo momento sono in testa ai rispettivi campionati. Ci rivediamo tra qualche mese, magari per festeggiare insieme una doppia promozione. È andata così poi? Sì, il Catania ha vinto il campionato, pure noi abbiamo vinto questo campionato. È stato bello, dai, sia per il Catania che per me, per la città di Frosinone. Non ti abitui mai a vincere, vero Guido? Cioè, non c'è assuefazione alla vittoria. Ciao Guido. Ciao. Sono fortunato, dai. Non sei fortunato. Un direttore fortunato. Un direttore fortunato, c'è sempre qualcosa. Può succedere una volta che Esatto. sei fortunato, ma così tante volte no. C'è merito. Non lo so, questo bisogna che lo dicano gli altri. Lo diciamo noi Guido, lo diciamo noi. Così, nella vita mi piace sempre, non dico sempre vincere, però di fare le cose fatte bene, e tante volte io faccio parte, diciamo, di un ingranaggio dove tutte le cose si mettono a posto, e poi siamo riusciti a vincere questo campionato, che non eravamo tra le favorite, perché c'erano squadre delle corazzate tipo Genoa, Cagliari, Parma, Palermo, Bari, Brescia, Benevento. Noi siamo partiti noi siamo la squadra, la rosa più giovane della Serie B. Quest'anno abbiamo battuto tutti i record di punti, di gol fatti, gol di meno subiti, clean sheet, insomma è stata un'annata strepitosa, e Guido, per questo devo, insomma, sì. Guido, perdonami, una domanda secca per una risposta secca. Secondo te è impossibile che Luca Moro torni al Catania l'anno prossimo? Secondo me è impossibile. È impossibile, ok. Sì, è impossibile perché lui fa parte di una società che in questo momento sta in Serie A, una società importante. Ha fatto un campionato bello anche nel Frosinone, e c'ha tante richieste, essendo poi un ragazzo che è in una fase evolutiva, che cioè non penso che lo danno a giocare in Serie C, neanche lui. Lui si aspetta di stare in Serie A in questo momento. Penso, poi dipende del Sassuolo, ma anche da parte sua. Il Catania se l'è goduto un anno fa, è stato sfortunato, perché è stata un'annata sfortunata per il Catania, non per lui, perché lui ha fatto tanti gol, è un giocatore forte,
lui si aspetta magari di andare in Serie A, insomma è stato, vi dico, quando è stato 20 giorni fa è arrivato Mancini, è venuto a vederlo, già l'ha convocato in uno stage della nazionale, cioè un giocatore che in questo momento è in auge. Guido, ma non è che tu ci stai pensando, no? Perché voglio dire, l'appetito viene mangiando. Allora, quest'anno l'hai avuto in Serie B, magari con il Sassuolo si può rinnovare questa intesa. Sì, no, lui rimarrebbe, però noi abbiamo, in questo momento avevamo 3 attaccanti, 2 erano in prestito, uno era lui e l'altro era Mulattieri, che è stato, diciamo, il capocannoniere nostro, che poi faceva l'alternativa a Moro. Che è dell'Inter, no? È dell'Inter, noi abbiamo il diritto di riscatto. E poi Borrelli avete. E abbiamo Borrelli, che secondo me è quello che ha giocato meno di tutti, però è quello che minuti giocati, quello che ha fatto più gol. Ha fatto 6 gol in 500 minuti, 450 minuti, ha fatto 6 gol, è un 2000 e noi non dico che puntiamo su di lui, però è un giocatore che ci crediamo, per cui se troviamo un altro attaccante più pronto di questi qua che avevamo, teniamo Borelli come prima punta. Guido, ma sempre a proposito di attaccanti e tornando al Catania e alla Serie C che verrà, per essere massimamente competitivi serve un attaccante da 20 gol, cioè un bomber che abbia la capacità veramente di incidere su ogni partita, almeno questo dice la storia della Serie C degli ultimi anni. Sì, però secondo me si può vincere anche. Noi quest'anno non avevamo il bomber, diciamo, classico, però abbiamo vinto il campionato in Serie B. Pure in Serie B dicono che ci vuole il bomber da 20 gol, ce l'ha il Cagliari, però il Cagliari sta distante da noi di 20 punti, 20-25 punti, per cui non vuol dire forse il segnale. In questo momento è caduto il segnale, sì. Con Guido Angelozzi magari lo ripristiniamo, stavamo facendo delle osservazioni su quello che ci vuole adesso, no? Perché sulla squadra che verrà, questo è il titolo probabilmente credo di questa. Che potreste chiedere invece se si potrebbe creare una sinergia di collaborazione fra una persona come il direttore che conosce la piazza di Catania e rimane legato a Catania per tante situazioni, da un punto di vista proprio tecnico, ovvero magari qualche giocatore che... Eccomi qua. Eccoci. Allora, Guido, ecco. La domanda te la fa Alessandro Settineri. Sì. No, non finisco il discorso. Sì, certo. No, io dico che per me è più importante avere una squadra organizzata, che sappia quello che deve fare in campo, avere un buon attaccante, ma non è detto che tu puoi avere l'attaccante che fa 20 gol e magari non c'è organizzazione, non c'hai concetti di gioco e non vinci. Per me sì, è importante avere l'attaccante che fa gol, però è importante per me principalmente la squadra che ha dei concetti giusti, che sappia fare la partita, giocare sempre per vincere e poi trovare l'attaccante che magari in 3 fanno 10 gol a testa, voglio dire. Non c'è una medicina esatta per vincere il campionato. Allora, però Guido, sono Angelo, però vincere è sempre una cosa difficile, è inutile nascondercelo, vincere a qualunque latitudine del calcio è comunque un'impresa complicata. Posso chiederti invece, al di là dei singoli giocatori o dei ruoli, quanto sia importante il ruolo di un allenatore per una promozione dalla Serie C1 alla Serie B, perché questo è il progetto prossimo del Catania, è inutile nasconderlo, è un progetto che il Catania ha chiaro in mente, il profilo di un allenatore futuro che vesta la maglia rossa-azzurra è quello di un allenatore giovane che abbia caratteristiche di gioco offensivo. Queste sembrano praticamente i ritagli di quella che può essere l'identikit del prossimo allenatore del Catania, e poi che comunque
abbia voglia di impegnarsi sul campo con un gioco particolarmente votato all'attacco. È importante e quanto in questo caso la voglia di fare o l'esperienza in un campionato del genere? Io ragiono diversamente, vi dico, esatto. Per me è importante prima di tutto la società. E la società vuol dire presidente, amministratore e direttore che costruisce la squadra. Queste sono le cose principali per raggiungere degli obiettivi, di fare bene. E poi trovare un allenatore, sia anziano, sia giovane, non vuol dire che ci abbia una mentalità a far giocare bene la squadra, a impostare un certo tipo di percorso e di conseguenza poi scegliere i giocatori per come uno vuole intraprendere il sistema di gioco. Quando c'è queste componenti qua, non dico che è tutto più facile, poi sempre c'è il campo che è il giudice che ti dice se vince o perde, però se fai le cose fatte bene, secondo me c'è tante probabilità di vincere. Io ragiono così. Per me è importante prima di tutto la società, è la prima cosa, perché poi la società deve scegliere l'allenatore, deve essere convinto del percorso che si va a fare, e si va avanti. Direttore Alessandro Settineri, a tal proposito dico, sentirlo dire da lei è una cosa che può soltanto rafforzare un'idea che ancora a volte, soprattutto nel calcio dilettante fino alla Serie D, viene tralasciato. Secondo me la forza di un allenatore, e quindi non parlo solo per me ma in generale di tutti coloro che svolgono questa professione, è la società, ovvero la capacità di far crescere in un contesto forte come era il Catania, come può essere una società ben strutturata, un allenatore con idee. E purtroppo nei dilettanti tante volte questi passaggi vengono saltati, in quanto si pensa ad avere una struttura base, prendere alcuni giocatori e non dare invece spessore e consistenza all'idea comune che può essere fra società e allenatore. Là secondo me c'è la crescita reale di un allenatore, perché viene supportato e anche guidato dalla società forte, secondo me. Commette meno errori. Sono d'accordo, ma non è solamente nei dilettanti. No, dico, io posso parlare perché mi fermo qua. No, ma io ho fatto tutte le categorie, per cui io ho 68 anni, ho un'esperienza, diciamo, la ammiro tanto. Ho giocato a calcio, ho fatto l'interregionale, ho fatto la C, ho fatto C2, C1, Serie B, Serie A, e ho fatto l'Europa League, ho fatto di tutti. Mi manca di vincere uno scudetto, che è impossibile, però l'ho fatto. Mai dire mai, non si sa mai. Ho vissuto tanti anni da dirigente, e prima facevo il calciatore, poi ho avuto la fortuna, perché insomma ho avuto la fortuna di iniziare un percorso da dirigente, e in questo caso devo ringraziare Franco Poroto, mio amico, che lui mi ha spinto a fare questo tipo di lavoro e mi ha dato un'educazione aziendale. Per me la società è la base di tutto, alla base di tutti i risultati. Se vedete le squadre di Serie A, le società che vanno bene, quelli che hanno la società forte, nel senso che sono organizzate, che non è l'aspetto economico, che sono organizzati, che credono un certo tipo di percorso, scelgono l'allenatore per quello che vogliono loro, che desiderano fare, e vanno avanti. Questo è il calcio, non è che ci sono tante cose. Poi se uno perde la testa appena perdi una partita, 2 partite, o senti la piazza, o senti la pressione che c'è, ti lasci andare e sei distrutto. Io vi dico l'ultima esperienza che ho avuto, che abbiamo vinto dalla B alla Serie A. Io stavo a Spezia, in una piazza difficile, calorosa, anche se sta al nord, però è peggio di stare a Catania, a Palermo, a Napoli, Bari. Le prime 8 partite eravamo ultimi in classifica, 8 partite ultimi in classifica. L'allenatore era
Vincenzo Italiano. Ok. Vincenzo Italiano. E c'era tutta la città che volevano per forza che dovevano mandare via l'allenatore. Io ho fatto una conferenza stampa e ho detto ragazzi, io l'allenatore non lo cambio. Se poi la società, la proprietà mi caccia a me, mi fa andare via, poi chi arriva poi lo può cacciare, ma a me non mi interessa, io vado avanti con lui. Mi hanno chiuso, erano 2000 persone che non mi facevano uscire dalla conferenza stampa. Dice tu ci prendi in giro, Io ho detto no, io lo sto dicendo perché lo vedo lavorare, è bravo, eravamo una squadra nuova, diamogli il tempo, ai gironi di andata vediamo dove siamo e poi dopo si tirano le fila, e di lì piano piano abbiamo cominciato a fare risultati, alla fine siamo arrivati terzi e siamo andati ai playoff e siamo andati in Serie A. Cioè, questo è per fare un esempio di situazioni che si vengono a creare. Ma infatti, direttore, è quello che a volte vabbè, dico, è una frenesia che c'è in qualsiasi categoria, come diceva lei prima, ancora di più in qualsiasi categoria. Nei dilettanti ancora di più a volte. Ma no, mister, non è così. Quest'anno se andate a vedere la Serie B, ci sono state delle piazze importanti come la Spalla, che è una società importante dove c'è Tacopina presidente, ha cambiato 3 allenatori. Anche il Benevento. Ma cosa cambia 3 allenatori? Il Benevento ha cambiato 3 allenatori, infatti stavo dicendo ma la stessa tante cosa. squadre. E sono retrocessi, non è che voglio dire perché, ma fai lavorare l'allenatore se ci credi. Evidentemente, allora io dico, lo sbaglio non l'ha fatto l'allenatore, l'ha fatto la società, la scelta. La scelta iniziale, lei dice, certo. Quando uno quando tu sono l'allenatore vuol dire che hai sbagliato già in partenza. Cioè io quando prima di scegliere un allenatore mi ci metto lì a parlarci ore e ore e ore, sapere cosa fa, come lavora, come non lavora, gli faccio le screening gli faccio e cerco di aiutarlo, lo devo sostenere. Se alla prima difficoltà lo abbandono, così non va bene. Guido, io parlo come lavoro io, poi ognuno ha il suo modo di lavorare, per carità, rispetto a tutti. Certo. Guido, scusami, nei giorni scorsi il Benevento, fresco di retrocessione, ha annunciato come nuovo direttore tecnico Marcello Carli, che indubbiamente è un personaggio di spicco, di livello. Sì. Questo significa che il Benevento si candida a essere per l'anno prossimo molto probabilmente una delle squadre. Ma si candidano tutti, cioè voglio dire, ognuno cerca di organizzarsi nei migliori dei modi. Per cui no, si pensava, perdonami, siccome Vigorito aveva detto forse lascio, non so se continuo, eccetera. Alessandro, scusa ti interrompo, no, prego, non può lasciare, la società è sua, ci sono degli impegni che per lasciare, ma chi se lo piglia oggi Benevento? Cioè che ha dei contratti alti, c'ha tutti i contratti di giocatori di Serie A, cioè lui secondo me è stato intelligente, ha preso un direttore che ha un'esperienza importante, e ha accettato di andare in Serie C e di ripartire, e sicuramente faranno una squadra importante, come penso la farà il Catania, come la farà il Pescara, Avellino, tante squadre. L'anno prossimo Foggia, il Crotone se resta. Saranno tante squadre in assetto di partenza, però per me vince chi ha più struttura, più tempra, cultura di lavoro, vince il campionato. Comunque l'anno prossimo si prospetta, Guido, scusami, si prospetta un girone di quelli assai interessanti. Non sappiamo, una B2. non sappiamo anche l'Avellino, non sappiamo come finisce al Cosenza, potrebbe anche esserci il Cosenza. Esatto, è una B2, è una B2. L'Avellino comunque farà sempre. È una B2, questo significa che quest'anno il Catanzaro ha colto l'occasione al volo, perché aveva soltanto il Crotone, credo, come probabile avversario. Antagonista. Angelo, scusa, l'Avellino ha speso più. Esatto, non ti dico di tutti, ma quasi. Ha lottato fino alla fine. Ha rischiato i play-out. Anche loro hanno cambiato staff. Rastelli. È andato Rastelli. Diciamo che sta venendo fuori la filosofia di Guido. L'esperienza e soprattutto la programmazione fatta
in un certo programmazione, modo. Angelo dice bene, programmazione. Perché avere idee di calcio, avere idee, ci vogliono idee, non solo i soldi che bastano, ci vuole l'idea e il coraggio di affrontare. Capisco che Catania è una piazza importante, però per avere magari la frenesia di vincere subito non si programma e non va bene per me. Io quindi diciamo che serve, Guido, serve un programma quantomeno biennale su cui lavorare per crescere in modo tale da poter poi cercare di raggiungere determinati traguardi. Sono d'accordo. Io sono per i programmi, non sono per l'immediato, mai l'immediato. Il Bari ci ha impiegato, mi sembra, 2 anni o 3 anni per vincere il campionato, per andare in Serie B. Poi una volta che ci è andato, che si è fatto la scorsa, quest'anno sta lottando per andare in Serie A. Guido, ormai insomma, anche da quelle che sono le dichiarazioni che filtrano. E poi lo lasciamo a Guido, sì, che ci ha concesso questa finestra, sappiamo che è tanto impegnato in questi giorni. Dalle dichiarazioni che Sono filtrano. in ritiro con la squadra, sono in ritiro, sono a termine. Non molla niente. Domani abbiamo l'ultima partita. Infatti. Dico, dalle dichiarazioni dei protagonisti che filtrano, parlo ovviamente del Catania, si ha la sensazione abbastanza marcata che ieri Giovanni Ferraro abbia allenato per l'ultima volta il Catania. E quindi si va verso un cambio tecnico e si vocifera con insistenza della possibilità che venga a allenare il Catania Fabio Caserta, che ha allenato in Serie B il Benevento, ha promosso, ha fatto l'allenatore nell'anno della promozione dalla C alla B sia alla Juve Stabia che al Perugia, ed è un giocatore, è stato giocatore del Catania, conosce la piazza. Come vedi questo possibile accostamento? Ma io devo dire così, a naso c'ho fiducia della società, ci stanno dei dirigenti bravi, ora non so chi sceglieranno, sanno loro, fanno bene a andare con i giusti tempi, per cui saranno loro a scegliere. Io conosco Fabio Caserta perché è stato un mio giocatore a Lecce, l'ho portato a Lecce, è un ragazzo per bene, quando ha iniziato la carriera da allenatore ha fatto bene, ha vinto il campionato sia a Castellammare, a Perugia, sia a Perugia l'ha vinto, poi è stato a Benevento, al primo anno ha fatto i playoff e quest'anno è partito, è stato esonerato secondo me ingiustamente perché stava, mi sembra, terzo, quarto in classifica, l'hanno esonerato. È un allenatore insomma che ha un pedigree, ha delle idee moderne, per cui non lo so se sceglieranno lui, perché sinceramente non lo so, però è un ottimo allenatore, un'ottima persona pure. Grazie Guido. Grazie Guido, ti lasciamo alla cena, magari stai vicino ai ragazzi per l'ultima partita poi di domani. Direttore, buonasera, grazie. Appena scendi a Catania ti vogliamo in serata. studio. Ti aspettiamo qui in studio. Quando torna a Catania. Ciao, sempre Guido. Forza Catania. Grazie Guido Angelozzi. Allora, ciao. riprendiamo la nostra discussione sulla partita di ieri. Abbiamo una serie di... Dico, tanti spunti. Ci ha dato delle indicazioni. È sempre piacevole ascoltarlo nella sua saggezza, credo, e anche nella sua esperienza ormai. Diciamo che Non si vince per caso così tanti campionati. Infatti ha una costanza di risultati e non sono mai casuali. Diciamo che è uno bravo, che è uno preparato, che non ha perso una cosa. È un profilo che avremmo voluto avere. È umile, a Catania. è umile. Esageratamente umile. Quando lo ascolto veramente, ogni volta che mi capita di poterci chiacchierare è sempre... apprendi sempre qualche cosa da parte di questa persona. Vorrei, se siete d'accordo, sentire le parole di Litteri ieri a fine partita, poi facciamo una breve sosta. Anche perché Litteri, dico, è un tema sul futuro. Esattamente. Esatto. Sentiamo Litteri che cosa dice e poi magari andiamo ad analizzare la partita con qualche episodio, qualche cosa che magari ieri ha incuriosito. Facciamo Anche i se temi ieri sul la terna futuro del arbitrale, Catania, perché quelli sul passato ormai li conosciamo. permettimi di dire che ieri la terna arbitrale era un po' diversa rispetto a quella vista a Catania contro il Sorrento. Ma quella è Ci vuole tanto. imbattibile. Dai, non ci vuole tanto. Quella è imbattibile. Sentiamo Litteri, ascoltiamolo se ce l'abbiamo. Non c'è? Allora, se non c'è Litteri,
fra poco ci arriviamo. Ma magari rivediamo il gol di Litteri per commentare il gol di Litteri, il gesto, lo facciamo preparare alla regia, abbiamo il tempo. Sembra un gol banale, ma non lo è affatto per il movimento da attaccante vero. Che si allarga, sì, è un gol insomma da attaccante di livello e questo tipo di gol quest'anno forse l'ha fatto qualcuno, Jefferson, ma diciamo in maniera così nitida, così cristallina, credo che questo gol sia un inedito. Alessandro, però volevo sottolineare un aspetto. Ieri ancora una volta l'ingresso in campo di Russotto è risultato determinante per tanti motivi. Intanto perché non ha giocato solo sulla fascia, si è proposto come giocatore sulla tre quarti, quasi a spaziare su tutto il settore d'attacco, ed ha fornito un assist per il gol di Palermo. Ha tirato e ha messo in difficoltà il portiere, poi Vitale non è riuscito a realizzare. Mi pare che ha dato un'altra volta. Ma quando subentra abbiamo visto che è un'altra cosa. È determinante. Che quando parte titolare. Probabilmente questo è una riflessione. Lo spunto di Alessandro mirava, non so se ce l'abbiamo, un altro aspetto, non so se abbiamo il gol di Litteri. Nel frattempo dagli highlights lo possiamo, eccolo. Sì, che rimane una delle cose più belle, le abbiamo sottolineate durante la telecronaca in tempo reale, perché Litteri, guarda come fa scorrere il pallone da un piede all'altro, fa una finta di corpo e probabilmente anche una finta di piede. Su questo pallone guarda la postura, Angelo, dà la sensazione di girare col sinistro e invece lo accompagna col destro. Rimane un bel gol, ma rimane un gol che apre un fronte di argomentazioni sul futuro del Catania. Ale, che gol è questo? Un gol attaccante che sa stare in aria e sa fiuta farlo. l'attimo. Ecco, no. Non è un Guarda il movimento prima, secondo me è più importante il movimento prima che come apre il piattone. È un attaccante che intanto fa piacere che pian piano sia rientrato a pieno regime, e quindi questo fa sempre piacere, perché era un calciatore che realmente era rimasto ai margini. Era rimasto molto ai margini. E poi perché comunque, anche se è in ritardo, è un giocatore sicuramente di valore. Ci punti su Litteri l'anno prossimo? Se tu fossi faccio altro, quindi stiamo giocando. Se tu fossi il dirigente a cui è stato consegnato il mandato di fare una rosa del Catania in Serie C molto competitiva, te lo tieni Litteri? No, guarda, ti ripeto, bisognerebbe conoscere bene i programmi sia anche del giocatore, di cosa ti chiede la società, di come ha vissuto quest'anno a Catania anche il ragazzo, quindi non è un discorso. Nel gruppo è stato benissimo. No, dico assolutamente. Cioè, i fattori sono infiniti nella scelta. Non è stato fortunatissimo perché ha iniziato la stagione e non si è piaciuto troppo con l'allenatore. Su questo allora ecco perché ti dico, a volte ci sono tanti fattori che influenzano sulla permanenza di un calciatore o di un allenatore in un determinato posto. Ci sono delle cose che magari rimangono spesso all'interno di uno spogliatoio, che conosce solo appieno la società. Sentiamo allora Litteri cosa ha detto ieri a fine partita. Sono uno, diciamo, che non si abbatte sotto tutti i punti di vista. Ho vissuto, diciamo, un anno pensando solo a lavorare e diciamo che questo gol è una sorta di premio per per la resilienza che ho avuto io in questi mesi. Dispiace per come è andata per me personalmente, ma ho vissuto un anno emotivamente fantastico, perché la promozione è stata una cosa che porterò per tutta la vita con me. Il cuore dice di rimanere tutta la vita, ecco. Poi non dipende da me, so come il calcio, so che bisogna fare delle scelte, il Catania, società in primis deve fare delle scelte mirate, ovviamente guardano chi ha fatto bene, chi non ha fatto bene, sono tanti aspetti che la società deve valutare. Io ripeto, darei l'animo per rimanere, però non dipende da me, ecco.
la racconta Litteri, ma la verità non la dice per intero, nel senso, se gli attaccanti fare restare Litteri per comprare un attaccante, qui abbiamo un allenatore, basta guardare a volte gli almanacchi per comprendere lo score dei gol che hanno realizzato durante tutte le stagioni, e francamente Litteri è uno di quei giocatori che può ovviamente figurare in Serie C. Probabilmente il pregiudizio di Litteri è legato, o non pregiudizio, la pregiudiziale di Litteri è collegato un po' ai problemi legati alle articolazioni del ginocchio, situazione con la quale lui ovviamente ha sempre detto si gestisce da molto tempo, già e Venezia, quindi sulla fisicità dell'attaccante, e quest'anno ha fatto i conti anche con la sfortuna, perché l'assenza prolungata dai campi di gioco nasce non dal problema probabilmente più serio, che era quello al ginocchio, quanto a due cisti che giusto al punto sono capitati al giocatore al piede, potevano capitare in qualunque parte del corpo, non sarebbe accaduto nulla, e invece al piede lo ha ulteriormente pregiudicato. Poi la bravura di Litteri e soprattutto l'abnegazione del silenzio. Ieri Ferraro ha parlato del silenzio, di riflettere un attimo prima di parlare, ma Litteri ne è stato anche lui un esempio, perché Litteri non si è mai lamentato di nulla, ha soltanto detto da febbraio io sono nelle condizioni di poter giocare, e ho bisogno ovviamente di tempo, di gioco e di spazio per poter, ho un fisico che non mi permette lo scatto nei brevissimi metri, essere pronto in partenza, pronti e via, e ha avuto la vetrina soltanto nel finale. Allora, peccato. Ci chiamano la pubblicità, però una riflessione associata anche a un messaggio che vedo da casa. Ieri i catanesi hanno trascinato la squadra. Assolutamente. Perché ma è il concetto che abbiamo lambito in più volte. E allora diciamo che bisognerebbe partire probabilmente pensando arricchire questa catanesità, pensando della alla squadra del futuro, bravi. Di ricominciare a pensare al puzzle da comporre partendo da queste tessere, per poi continuare. Dopo la pubblicità partiamo dal portiere, facciamo così, che non è catanese, però. Che non è catanese. Attenzione, pubblicità, e poi magari vediamo quello che è successo ieri e parleremo anche di chi può restare, di chi potrebbe andare bene. Vediamo un po', pubblicità. Allora, eccoci di nuovo insieme, parlavamo della catanesità e ieri i catanesi, fra virgolette, hanno hanno risollevato. A proposito di catanesità, e per tornare su un argomento che abbiamo toccato in occasione dell'ultima puntata con Alessandro Cicchetti, la possibilità che Kevin Biondi torni al Catania è una possibilità che con il passare dei giorni diventa sempre più consistente. Quindi niente di strano che un altro catanese, tra l'altro bravo, perché Kevin ha dimostrato di essere un giocatore duttile, un giocatore serio, un giocatore molto attaccato alla maglia, un giocatore che non crea nessun problema in uno spogliatoio, un ragazzo così educato, così per bene, che non mi dispiacerebbe rivederlo a breve in rosso-azzurro. Vediamo le sorprese di ieri. La prima sorpresa di ieri possiamo dire che è stata Betters, perché sai, allora io devo dirti che la sorpresa nella misura in cui ha fatto così tanti interventi. No, è la sorpresa. Però devo dirti che è un ragazzo che ha sempre dato sicurezza al reparto. Abbiamo sempre detto, non sappiamo prima chi poter confermare in una specie di fantacalcio tutto quanto nostro, ma io fino a ieri ti avrei detto che Betters, prima di riconfermarlo, lo avrei voluto vedere giocare qualche partita, perché Betters ha avuto davanti una difesa quasi impenetrabile, ha realizzato 2, 3, 4 parate determinanti in tutto il campionato, il resto sono state... Ieri ne ha fatte 7 parate determinanti. Sto parlando di un campionato intero, sto parlando di 34, 35, 36 partite giocate con 4-5 interventi determinanti, che sono troppo pochi nel contesto di una squadra che si propone di vincere il prossimo campionato, e avrei detto, beh, questo ragazzo lo voglio vedere giocare. Ieri d'un tratto Betters ha sciorinato un repertorio
non indifferente nelle uscite, tra i pali, come tempi di reattività, di esplosività, e chiedevo prima ad Alessandro Settineri di farmi una scheda di Betters nell'ottica della riconferma l'anno prossimo. Stiamo parlando di un dicembre 2003, quindi praticamente un 2004. Arriva l'anno scorso casualmente al Sant'Agata, sempre in Serie D. Bravi. Tu lo conosci? Sì, No, conosci la sua storia? Sì, no, ho avuto già l'anno scorso modo di vederlo, perché giocava sempre e comunque nello stesso girone. E secondo me è un ragazzo che ha fatto bene l'anno scorso e si è ben riconfermato invece quest'anno. Non mi trovi tanto d'accordo che sia stato il momento fondamentale in cui valutare questo ragazzo, francamente, per chi magari... Eh sì, te lo chiedo di fatti, proprio per avere... No, dico perché per chi magari conosce un po' in generale questo girone, o comunque segue col fatto che devono giocare 4 ragazzi di una determinata età, è un ragazzo che ha mostrato l'anno scorso, ripeto, subentrando non da subito a Sant'Agata, un girone di ritorno eccelso, che lo ha indotto probabilmente a una scelta del Catania solo perché era il Catania, perché sennò credo che il suo agente, che è un agente abbastanza serio, probabilmente lo avrebbe già da prima provato a collocare in C. A Catania secondo me ha mostrato, come diceva poc'anzi Angelo, invece ha dato sempre un senso di sicurezza e poco appariscente, e questo non vuol dire che un portiere non sia... Anche Zoff non lo era, dico, facendo è un ragazzo che anche nelle piccole cose si è sempre fatto trovare pronto. In partite come quella di ieri, dove vieni più impegnato, dove c'è qualche parata più plastica, per gli esteti diventa un calciatore o un portiere di primissimo livello. Io invece ti dico che dirige con accuratezza e attenzione la difesa, fa le scelte quasi sempre opportune, ovviamente è avvantaggiato ad avere una linea difensiva che lo supporta e si confronta e lo aiuta, non vi è dubbio. Avere una linea del genere ti aiuta gioca tanto, bene con i piedi anche. E non è poco nel calcio moderno. Dico, magari non era un aspetto fondamentale in questo Catania, ma in una squadra che probabilmente forza un po' di più le giocate dal basso, avere un portiere che diventa un giocatore di momento a tutti gli effetti non è cosa da poco. Domanda secca, è pronto per fare il titolare in C? No, il titolare lo dovete chiedere all'allenatore che sceglieranno. Chiedo. No, dico che credo così, una giornata di fantacalcio. Non mi avevate invitato per il fantacalcio, però ancora ti voglio mettere ancora in difficoltà. No, dico, è un giocatore che a mio avviso probabilmente verrà riconfermato. Ma non è del Catania, ricordiamo, è del Piacenza, quindi bisogna capire se esiste il modo per... Esatto, dovremmo cercare di capire se realmente ci sono le condizioni per poter fare questo. Non voglio nomi, poi ti farò queste domande a scaglioni. Pensa alla linea difensiva, pensa alla linea difensiva Alessandro, pensa alla linea difensiva del Catania. L'anno prossimo quanti, non chi, ma quanti ne confermi e quanti possono probabilmente cambiare aria? Adesso facciamo mettere la cuffia e facciamo partire il tempo per le risposte. Quanti? L'aiuto alla casa no. No, credo che la società abbia un quadro ben definito da marzo, ci sta lavorando come fanno le società, come diceva prima il direttore Angelozzi. Non è da meno la dirigenza del Catania, che l'ho detto tanto tempo fa quando sono stato ospite da voi, è una dirigenza che dà grande segno di solidità, ha una programmazione ben definita, idee chiarissime. Credo che già sotto traccia abbiano un quadro ultra definito. A mio avviso faranno degli interventi comunque importanti per il tipo di campionato che dobbiamo fare, perché lo step a mio avviso verrà riscontrato fra la D e la C, quindi sono sicuramente pronti, hanno non solo, come diceva Angelozzi, potenzialità economiche, ma hanno
a mio avviso potenzialità progettuali, che sono le cose più importanti, quindi conoscono anche i vari campionati e sapranno attingere a ciò che serve al Catania. E allora la domanda te la rigiro. Questa rosa del Pensavo di esserne uscito. No, dobbiamo mettere in difficoltà. Siamo cattivi, la prossima volta uscito discretamente bene. La prossima volta se vedi sul display Angelo No, Gagliano, già ho bloccato, appena sono entrato ho bloccato tutti i numeri, non c'è più questa. Comunque, vuoi fare il centrocampo? No, assolutamente. La domanda è diversa. Questa rosa, cioè la rosa attuale del Catania, quella che ha disputato questo campionato, in Serie C in che collocazione la porresti? Cioè in una sorta di griglia di un campionato di Serie C, come aspettative? Non lo so perché non ci ho allenato e quindi non ho questa presunzione. Sei attento osservatore. Sì, no. Però hai visto tanti Catania della Serie C, quindi bene o male. Eccetera, eccetera. No, dico... Secondo me non sarebbe una squadra di primissimo ordine, sarebbe una squadra che non farebbe fatica probabilmente a salvarsi, ma non spiccherebbe, sarebbe nel gruppone delle squadre che... di metà classifica, meglio bassa, sì. Ma poi magari ci sono dei fattori che incidono in una squadra, che può essere un ambiente sano, zero infortuni, circostanze favorevoli. Ci sono un'infinità di varianti. Se pensate al Catania, quello di Baldini dell'anno passato, prima che arrivasse diciamo, lo stop del tribunale, il fallimento, quella è una squadra che in mezzo a tante difficoltà ha fatto delle cose straordinarie. Certo. Ci dobbiamo fermare, l'ultima volta pubblicità. Io respiro nel frattempo. Siamo di nuovo insieme, allora un episodio selezioniamo rispetto a quello che abbiamo visto nella partita di ieri, ed è il gol che è stato annullato al Brindisi, una chiamata direi possibile 2-0. del possibile 2-0, una chiamata però davvero coraggiosa fra virgolette, nel senso voglio dire che non l'assistente era De Palma di Molfetta. No, assolutamente, un assistente che era in linea davvero con quanto accadeva testa a testa con i giocatori. Allora, questa è l'azione in diciamo velocità normale, il giocatore però che diciamo viene eccolo qui il in momento. fuorigioco sarebbe Dammacco, quello che vede sulla Il 10, sinistra del esatto. teleschermo. Sì. Poi dopo la respinta di Peters il gioco è già fermo, quindi sì, già fischiato qui l'arbitro. Pola segna praticamente a gioco fermo, però bisogna capire dove si trova Dammacco. A me sembra in linea, sinceramente. Allora, se osservate bene la lunetta dell'area di rigore, adesso andiamo a fermare di nuovo l'azione, guarda, questa è in azione normale. Ma io credo che Pedicone sia in linea. Sì. Però c'è un non momento so se in cui riusciamo a fermarlo. guarda, ecco, lui è più vicino rispetto in questo momento è fuori gioco. In questo momento è in fuorigioco perché è leggermente, ma un passo, attenzione, è un passo più vicino alla linea della lunetta dell'area. Vediamo. Eccolo qui, rispetto a dove Pedicone, sì. Chiedo scusa, il giocatore del Brindisi è un po' più vicino. Beh, è anche un problema di disallineamento di prospettiva dell'inquadratura. Sì. Ovviamente noi non riusciamo, però possiamo dedurre, ma è la posizione del difensore. La chiamata è stata immediata, a parte il guardaline, proteste non sono state poi così veementi. Guarda, questo è il momento, è più indietro. Decisamente più indietro Pedicone rispetto alla linea e forse sono in due, tra l'altro, da questa inquadratura addirittura però sembra Opola in questo momento è fuori dall'azione, è fuori dall'azione. Però il giocatore poi segnerà, ma in questo momento la valutazione è su Dammacco, esattamente. non, Quindi diciamo non su Opola. Dovrebbe essere una chiamata giusta quella fatta dal secondo assistente ieri a Brindisi. Alessandro, una delle tante azioni che aveva. Altro non c'è stato poi. Beh, ci sono state una serie di chiamate, ad esempio il primo episodio da Moviola che avevamo selezionato,
anche questa è una chiamata molto, però la fa l'altro assistente, la fa il primo assistente. Sì, Questo era qui credo che non ci sia fuorigioco. E infatti si lamenta moltissimo. Felleca mi pare che parte. Felleca. Qui, c'è, secondo me qui non era fuorigioco, almeno da quello ma che si vede chiaro, guarda la linea Boccia. difensiva. Guarda adesso Boccia. arriverà Boccia che No, sul passaggio già Boccia lo Già tiene in sì. gioco. Allora, guardate è più in ora. basso di tutti. Esatto. Guardate ora, è evidentissimo. E quindi diciamo qui c'è una chiamata, È regolare. c'è una Questa chiamata è- sbagliata qui. Quindi insomma, non è solo l'arbitro perché sembrerebbe sminuire la prestazione secondo me del Sorrento, che a me ha fatto, ritornando un passo indietro, che noi parliamo della terna arbitrale, però in realtà Il Sorrento ha fatto un'ottima partita. il Sorrento- Però era una partita ormai da 0-0 a quel punto, cioè eravamo al 27esimo del secondo tempo, Io ti dico mi che sembrava incanalata sullo 0-0. Sì, probabilmente sì, però il Sorrento mi aveva dato sempre l'impressione di una squadra più pimpante, con Su questo siamo giocatori, perfettamente d'accordo. Esatto. Su giocatori questo- di estrema qualità, giovani, tra le varie Cioè, cose. la partita l'ha fatta il Sorrento, è stato più brillante del Catania e non ci sono dubbi. Anche però un buon sistema di ritengo gioco. che a quel punto della Una squadra partita molto quadrata. Sì, poteva finire 0-0. 0-0. Sì, tanto ti ripeto, il Sorrento non aveva nessun interesse immediato, e immanente. cambia completamente la dinamica del girone, no? Perché Proprio, c'è- Sorrento un punto, Catania un punto, poi magari riesce a vincere a Brindisi, vai a 4, Sorrento a 1, Brindisi, l'ultimo turno Sorrento Allora, Brindisi. io mi sono cambia proprio categoricamente tutto. rifiutato di andare a vedere tutti quanti i calcoli Le combinazioni. e la No, combinazioni. I relative- calcoli neanche riguardi a quelli di oggi. Parlo della chiaro. Però a prescindere dall'arbitraggio, della svista totale, che ripeto, ha aperto la strada al A me il Sorrento. Sorrento ha dato un'impressione, un'ottima Sì, sì, una impressione squadra di organizzata. una squadra non solo organizzata, parlavamo prima il direttore di ragazzi, il Sorrento in attacco a, Bei giocatori, sì. a un 2000, Scala. Daie, Petito mi pare che si chiami, E Scala. che è 2002, Scala 2002, cioè dico, a parte Herrera che è Cucurullo a centrocampo è un bel giocatore. Sì. Herrera il regista, però già un po' più 92, datato. l'unico ti sto dicendo, però un bel in realtà hai là davanti un trio d'attacco giovanissimo, anche di prospettiva, E forse il primo turnover, quello, ecco, ricollegandoci poi all'argomento tracciato No, questi subito, giocano? in apertura di Nel Sorrento, trasmissione, sì. forse in quella partita in casa, Ah, se no, c'è no, stato per quanto riguarda il Catania. l'errore di valutazione, vediamo è le stato, pagelle adesso, è stato dai, quello lì. che sono le ultime dell'anno, non ce ne saranno più No, pagelle. partite del Catania non ce n'è più. Esattamente, quindi vediamo. Dell'anno calcistico sicuro. Dell'anno Poi, calcistico, No, Cioè, Meders non è 5,5 ma è 7,5, lo vedete poi sulla destra, E come- c'è un errore di battuta, vabbè, poco importa. 7,5. Comunque il voto è 7,5, ovviamente se no Sarebbe stato saremmo strano da con tutti gli ricovero. elogi che abbiamo fatto, Da no? ricovero 4. Altre prestazioni brillanti, segnaliamo quella di Marco Palermo, quella di Litteri, quella di Russotto, poi sicuramente dietro c'è stato un po' di incertezza Di balla con lui. in alcuni interpreti. Boccia ieri insomma non ha confermato la buona prestazione che abbiamo visto col Sorrento. A centrocampo passo lento, molto troppo lento, Troppo sinceramente. compassato da fine stagione. Infatti. E in attacco anche De Luca ha deluso parecchio, non ha fatto nulla di costruttivo. Sarao ha concluso solo in apertura di gara, poi non ha ricevuto palloni, ma non mi è sembrato il Sarao del girone di Reputo che ritorno. uno degli argomenti, non oggi ovviamente, ma la prossima trasmissione di lunedì sarà quello di andare a vedere un po' la formazione di quest'anno, analizzarla alla luce di quelle che sono state le prestazioni durante tutto il campionato per comprendere Fare una sorta di una pagella ma più che generale. più che la pagella, io penso che sia importante cogliere i profili che hanno entusiasmato, quelli che non hanno risposto presente alle sollecitazioni della società, della piazza. Ad esempio, prima parlavi di De Luca, un altro che mi viene in mente è Giovinco, giocatori dai quali ci aspettavamo Anche De nell'uno, Respinis anche ieri De ha Respinis. fallito Nell'uno l'occasione. ma di minutaggio De Respinis ne ha avuto davvero pochissimo. Ma chi ha giocato più partite in questo campionato e nei momenti importanti di questo torneo, probabilmente ci aspettavamo un altro tipo, non dico noi giornalisti, perché poi il Catania ha vinto il campionato, cosa gli vuoi dire? Ma la risposta che voleva la società, che poi è stata l'analisi che il gruppo dirigenziale Catania ha fatto dall'inizio del campionato, ma ovviamente lo ha ulteriormente concentrato
dopo la fine della vittoria del torneo, quella di marzo. Ci si aspettavano risposte importanti da parte di alcuni giocatori nell'ottica del rinnovo contrattuale. Non so se tutti hanno dato una risposta affermativa. Vabbè, cercheremo di capire, poi magari faremo un'analisi complessiva. In Magari questo lunedì, senso, esatto. lunedì sera potremo Quindi un fare questa pagellone, analisi. sì, Invece andremo un'analisi a te la raccontarmi chiedono una a cosa te del da genere. casa. Un telespettatore dice: quanto ti manca non litigare? Questa è una delle cose per cui non verrò più, con Angelo Di Caro. probabilmente non mi vede, perché poi con Alessandro, con te è inutile, è impossibile litigare. Angelo, Alessandro neppure, oggi sono davvero disarmato, mi manca tantissimo. Ha cercato di sfrugugliare Settineri comunque. Ha cercato in qualche modo. Ci ho provato. Vabbè, devo adesso- dire che è stato molto diplomatico, ha dato le risposte equilibrate. Chiaramente è un allenatore che si proietta anche alla prossima non sono stagione, no? tutti E bravi quindi come Settineri, qualcuno prima o poi ci casca. deve stare con i piedi. Qualcuno prima o poi ci casca. Allora, invitatemi il meno possibile Esatto. perché vuol dire che sono alla Vogliamo fare un passaggio veloce sul consuntivo dei migliori marcatori. Sì, c'è la grafica. Posso in fare- fondo. Posso poi- sì. dire una cosa a conclusione del discorso di Angelo? Poc'anzi, se voi avete ascoltato Angelozzi, nella scelta della riconferma dell'attaccante hanno o stanno riconfermando l'attaccante giovane. il più giovane e È il l'attaccante più prolifico in rapporto minuti Quindi- giocati. sono tanti fattori, cioè probabilmente noi diciamo in generale si valuta il calciatore nell'ottica di quello che abbiamo visto. Un buon dirigente probabilmente o un buon allenatore cerca di capire se in prospettiva, in proiezione, qualcuno che oggi non ha dato il 100% probabilmente ha il tempo, la maturazione per poterlo dare. Noi non abbiamo in questo momento i minuti che hanno giocato i giocatori che vedremo adesso in grafica, No. però questo è uno specchio di quello che è stato. Ma sicuramente Palermo è quello che ha giocato meno minuti di quei 4. Anche Jefferson. Esatto, spesso e Jefferson. volentieri con la regola degli under non ha giocato perché c'era Vitale che è stato bravo sicuramente, ma il Catania aveva individuato Vitale nel è una centrocampista nota positiva del Catania, cioè, no, voglio nel dire, senso che Marco Palermo ha avuto meno minuti Sì, di quelli che rispetto che potenzialmente probabilmente si aspettava. Quindi di questi 4 che vedete che sono i giocatori più prolifici di questa stagione, nessuno è andato in doppie cifre nel Catania. Questo è il podio che insomma comprende Sarao che ne ha segnati 9 e poi a pari gol a 8 ci sono Russotto, Jefferson e appunto Marco Palermo che ieri ha realizzato il gol a Brindisi. Possiamo anche dare qualche cenno da un punto di vista della pianificazione, no? Dell'attività del Catania, visto che ieri ufficialmente è calato il sipario sul campionato di Serie D del Catania e comunque sulla stagione tra i dilettanti del Catania. Questa circostanza ovviamente apre adesso la via alla trasformazione della società da SSD in SRL, perché ovviamente fin quando il Catania è stato inglobato nel torneo dilettanti, cioè fino a ieri, questo tipo di attività non poteva essere espletata, adesso sì, quindi il Catania sta costituendo questa società SRL che sostanzialmente è effetto di una trasformazione della SSD, la partita IVA resterà uguale. Cambierà diciamo, la compagine amministrativa perché abbiamo già saputo ufficialmente che Giovanni Caniglia è uscito dal consiglio di amministrazione della SSD e subentrerà quasi certamente Marco Bresciano. Va a ricoprire Caniglia un ruolo che già ricopre, Sì, che è quello nella di Pelligra presidente. Group è chiaro che si occuperà di altri affari legati appunto alle imprese di Pelligra. Gli adempimenti che da qui ai prossimi giorni sono ovviamente in priorità sono costituiti da tutti gli adempimenti funzionali alla domanda di iscrizione e all'ottenimento della licenza nazionale per partecipare al campionato di Serie C. Le scadenze sono alcune per il 15 giugno, quelle di carattere diciamo, finanziario per il 20 giugno. Bisognerà ovviamente ottenere una fideiussione, presentare tutta una serie di documentazioni volte a ottenere appunto la licenza nazionale e quindi in questa finestra, oltre all'attività ovviamente tecnica che occuperà i dirigenti già in organico al Catania, a partire da Grella, lo stesso Laneri, quindi sicuramente già hanno sviluppato delle idee nel corso delle ultime settimane, adesso
possono materialmente metterle in pratica, però parallelamente c'è tutta un'attività di carattere amministrativo che è prioritaria per le scadenze che appunto abbiamo già citato. Allora, ci fermiamo qui. Magari poi lunedì diremo questo discorso e lo faremo certamente, questa è la promessa, con un dirigente del Catania che sarà con noi in studio e quindi... Così Alessandro Estinelli può respirare. Può respirare. Perché non vi rispondo più fino per tutta l'estate, sappiatelo, ufficialmente per tutta l'estate. Quindi il test non te lo faccio, non te lo posso continuare. Assolutamente oggi, no, assolutamente. Allora, ci fermiamo qui. Ci abbiamo provato. Basta, chiedo alla regia di smettere con questi messaggi che arrivano, non i messaggi da casa, ma quelli che ci manda la regia sono messaggi subliminari, non so se li vedete. Non molto, minatori. Esattamente. Allora, grazie ad Alessandro Vagliasindi, grazie ad Angelo Patanè, buona serata. Grazie ad Alessandro Settinelli, Grazie è stato a un voi piacere per l'invito. averti qui. Appuntamento questo punto lunedì 14:30 e 20:45. Doppio appuntamento, non ci facciamo mancare nulla, assolutamente. Una buona notte e chiaramente vi lascio al telegiornale.